Sblocca cantieri, il decreto è pronto ma non c'è traccia della TAV, opera voluta e necessaria in Veneto. In realtà non devo dire cosa penso perché mi sembra che sia abbastanza chiara la posizione di Confindustria, ma credo che chiunque abbia un'idea chiara su cosa significhi sbloccare delle iniziative sulle infrastrutture. Oggi abbiamo bisogno più di ieri, perché ci stiamo affacciando a una crisi importante, abbiamo bisogno più di ieri che vengano avviate, sbloccate delle opere che possono dare un indotto importante ed aiutare l'economia. Questa situazione sta facendo sicuramente, oltre a tutto il resto che è noto, perdere anche fiducia nei confronti degli investimenti e quindi disincentivando degli importanti investimenti che possono essere fatti non solo nel pubblico ma anche sul privato, perché delle situazioni del genere fanno anche venire dei dubbi sulla certezza della norma, della certezza del diritto e di ciò che succede dopo che un privato fa un investimento. Quindi noi chiediamo di nuovo, mi aggiungo alle richieste che sono già state fatte anche da noi, che venga fatto un punto a capo e che si sblocchino una volta per tutte le infrastrutture. Memorandum sulla Via della Seta, no? Il Parlamento ha detto di sì, arriva il Presidente della Repubblica Popolare Cinese dopodomani. Favorevoli, un'opportunità o siete perplessi? Ma innanzitutto dovremmo capire che cosa c'è scritto in questo memorandum, perché senza sapere che cosa c'è scritto non possiamo dare un giudizio. Possiamo fare un giudizio in genere che dobbiamo comunque tutelarci innanzitutto e andare con cautela, perché comunque non si sa che cosa potrà succedere, dobbiamo mantenere un equilibrio naturalmente tra l'Oriente e l'Occidente, però ripeto, non sapendo cosa c'è scritto in questo memorandum si fa difficoltà a tirare delle conclusioni. Ci raccomandiamo molta cautela e molta prudenza.